Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata L'ultima strega in scena al Teatro Brancaccio di Roma con Valeria Monetti e Christian Ruiz, regia di Andrea Palotto. Anna Geldi, personaggio storico vissuto alla fine del Settecento, fu condannata per stregoneria anche se in pieno illuminismo. Il 27 agosto 2008, a più di 226 anni dall'esecuzione, il Parlamento cantonale di Glarona si è pronunciato per la riabilitazione di Anna Geldi. Ne parliamo con la compagnia. Come si lavora diversamente appunto con il musical? È una bella domanda questa. Si lavora a più livelli, si lavora intanto cercando di capire a fondo l'anima musicale, qui è rappresentata appunto dall'altro autore insieme a me, Marco Spatuzzi, e grazie a quella poi andare nella drammaturgia, però sempre non tralasciando la grande teatralità che invece è proprio tipica del nostro stile, quello mio e di Marco, appunto nelle cose che facciamo. È difficile raccontare di qualcosa che è realmente accaduto, non essendo banali? Sì, lo è, ma è molto un lavoro di squadra. Se si entra nel mood, che è quello che proviamo a fare noi prima di scrivere, cioè metterci lì a tavolino, fare un grande brainstorming, capire che stile vogliamo dare, sia drammaturgico chiaramente che musicale, poi una volta trovata la chiave molte cose vengono una dietro l'altra. Oggi come si rinnova il teatro musicale? Si rinnova credendo nei nuovi progetti, credendo che ci sia un vivaio importante a cui attingere per rinnovare anche un repertorio che purtroppo è ormai fermo a un po' di tempo fa e soprattutto supportando queste novità. E invece musicalmente parlando è difficile scrivere qualcosa di nuovo che funzioni? Bella domanda anche questa. Sicuramente ci vuole tanto coraggio, tanto impegno, tanto sacrificio, questo sicuramente, però io credo che sia pieno di autori bravi anche in questo genere e qui in Italia. È difficile trovare gli spazi. Secondo me abbiamo uno stile che è diverso dallo straordinario, no? Stile madre del teatro musicale, del musical theater per dire, ma è altrettanto valido e possiamo essere secondo me molto forti anche qui. Non vale posto niente per tu, forse sì, forse no, siamo qui, è un bel giorno sì, ora che dirsi di più, la mia roncola è lì. Chi era veramente Anna Geldi? È stata davvero l'ultima strega? La storia parte da questo antefatto. L'autore e regista Andrea Palotto immagina due giornalisti del nostro tempo che si imbattono in un libro su Anna Geldi. Da qui come se il libro fosse uno Stargate. Viaggiano nel tempo per riviverne la storia. Un sapiente gioco che alterna ilarità e dramma. Andrea Palotto affida il racconto della storia ai due personaggi, spesso irriverenti, che dissacrano il passato e ripercorrono la vita di Anna, la sua intima natura, solare e misteriosa, il conflitto di cui diventa vittima. Parliamo un po' dei protagonisti. Come avete fatto a selezionarli? Allora è un lavoro un po' atipico il nostro perché essendo anche autori già in fase di scrittura abbiamo pensato ad alcuni personaggi. Il personaggio di Anna Geldi, che è la protagonista di questo spettacolo, è sicuramente stato scritto pensando già che Valeria potesse interpretarlo, così anche come il personaggio di Johann Jakob Schudi per Christian. È stato un lavoro non semplice, insomma molto meticoloso, molto ricercato appunto. Anche a livello proprio di caratteristiche somatiche delle persone scelte dovevamo fare appunto una selezione ben precisa. Invece per la scelta musicale, timbro, interpretazione, cosa è fondamentale? Sì, sicuramente questo, sicuramente una peculiarità che io chiamo sensibilità musicale, non è di mia invenzione naturalmente, e che per me è molto importante perché come diciamo sempre con Andrea, come scopriamo ogni volta, il lavoro di creazione, il lavoro creativo, autorale, continua durante l'allestimento. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Vi aspettiamo a teatro nella nostra Glarona, nella nostra rivisitazione di Glarona del 1782 e noi staremo dietro le quinte, a voi che siete pubblico di Dietro le Quinte. Ciao Dietro le Quinte, sostenete il teatro nazionale, il teatro italiano, la mano autorale italiana e venite a teatro e non ve ne pentirete.
Tra le montagne della Svizzera del Settecento, Anna Gelti fa i conti con il sistema culturale di una piccola comunità cantonale. Madre ferita e sola, saggia e fragile allo stesso tempo, verrà punita dall'odio, dalla gelosia e dalla vendetta di un giudice cinico e spregiudicato. Uomo di potere che conosce il passato della donna, abituato a comprare il silenzio e il consenso, a costruire il bene e il male, a ricorrere a qualsiasi mezzo per servire vendette e sentenze senza appelli. Gli unici sordi al pettegolezzo, un cavaliere del pane, un giovane fabbro e la piccola Sara, figlia del giudice. L'ultima strega, ma com'è questo personaggio che tu interpreti? Si chiama anzitutto, ha un nome particolare, Johann Jakob Schuti, io ci ho messo un mese solo per impararlo, è una personalità anche particolare, lui è un medico e un giudice di Glarona, che è un piccolo paese che esiste realmente in Svizzera, e dove la storia è realmente accaduta, la storia di Anna Göldi. È un personaggio molto duale, ha queste due facce, una faccia profondamente illuminista e una faccia anche profondamente machiavellica, perché utilizza per i suoi scopi quello che è proprio Anna Göldi, le capacità, le pseudo capacità di stregoneria di Anna Göldi. Qual è il segreto per dare vita a dei personaggi del passato, però in modo credibile? Mi baso molto sull'abbigliamento, devo dire, noi fortunatamente abbiamo questi costumi bellissimi, mi aiutano tantissimo per avere una postura adatta, giusta proprio per quell'epoca lì, e quindi fondamentalmente il corpo mi dice tanto sul Settecento. Qual è la scena più bella dello spettacolo o che ti emoziona particolarmente? Per me è la scena in cui Johann Schuti prova ad avere un approccio fisico con Anna Göldi e ovviamente non ci riesce, lei lo respinge, e quella è una scena molto fisica fra me e Valeria Monetti, e mi diverto sempre molto in quella scena, ci divertiamo, è un po' una coreografia, come fosse un po' una coreografia, perché ovviamente per fare queste scene molto fisiche bisogna accordarsi molto bene prima, quindi alla fine sono praticamente coreografie. Parliamo un po' della tua partner, della intesa sulla scena. Come ti sei trovato? Non potrei chiedere una partner migliore. Valeria è una persona talmente semplice, talmente umile, sembrano cose scontate, ma è davvero così, è una persona davvero con la quale c'è stata un'intesa immediata. Vi dico solo che adesso mi sta preparando il tè con i biscotti, che sono influenzato, e quindi lei mi aiuta. L'Italia è nota per le opere, però adesso c'è il boom del musical. Qual è il segreto per fare musical oggi? Questo spettacolo in particolare è uno spettacolo molto appunto sui generis, dove è uno spettacolo dove c'è tantissima drammaturgia, tanta recitazione, le canzoni sono abbastanza separate l'una dall'altra, e quindi è un musical particolare. Il pubblico ci dà ragione, fortunatamente, la gente viene, e come avete visto questa sera c'è stata una bellissima standing ovation inaspettata per noi, ma il pubblico ci dà ragione. Il segreto, secondo me, di uno spettacolo ben fatto è davvero quello di crederci fino in fondo, perché la gente è pronta a seguirti in un altro mondo. E i giovani che devono fare, che si vogliono avvicinare a questa professione? Devono studiare assolutamente, imparare l'umiltà, e io direi che c'è bisogno di ritornare un po' a come quando ero ragazzino io, adesso faccio un discorso da vecchio, ma come quando ero ragazzino io c'era tantissimo ascolto degli insegnanti e non ci si permetteva mai di contraddire. Ritornare a questo tipo di educazione, anche appunto artistica, è un po' una chiave per formare bravi artisti. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Allora, amici di Dietro le Quinte, vi aspettiamo al Teatro Brancaccio fino al 6 novembre con L'ultima strega, e chissà anche in giro per qualche altro teatro. Io non vi farei mai del male. Ne sono certa. E se mi capitasse a tiro? Per non credere che oltre la dignità ci sia anche per me la felicità, e dimentico quei sogni che non sogno più, per tutto quel che fu.
La cornice sonora creata da Marco Spatuzzi rende la scena appassionata e magica, descrivendo emotivamente il paesaggio e l'anima dei personaggi. Il tempo presente e quello passato si mescolano fino a confondersi e la storia diventa realtà. Anna Geldi, una donna indipendente e una madre fiera, che nella morte fa vincere la vita e nel peccato fa trionfare l'amore. Un dark musical che spezza gli schemi e proietta lo spettatore dentro e fuori dal tempo per 2 ore e un quarto di lacrime e risate senza soluzione di continuità. Ma com'è questa strega? Questa strega è una donna molto forte, una donna emancipata ed è una straniera. La nostra storia inizia presentandosi come una straniera arrivata in questo piccolo paese, a Glarona, e da lì inizieranno una serie di episodi, di situazioni che porteranno, questo si può dire, alla sua morte, perché è preso da una storia vera. Anna Geldi è una donna realmente esistita ed è l'ultima donna inquisita ed uccisa condannata a morte per stregoneria in Europa, l'ultima in Europa. E quanto è importante oggi, facendo spettacolo, avere una funzione culturale, raccontare una storia vera? Ho una grossissima responsabilità, però diciamo che io veramente ho fatto il lavoro minore, perché ho un testo meraviglioso, delle musiche meravigliose, con dei testi meravigliosi, una regia, tutto quello che c'è intorno a me mi dà la possibilità e la tranquillità di poter da quel punto di vista fare, almeno da quel punto di vista, un buon lavoro. Poi ovvio il resto è responsabilità mia. Racconti il tuo primo provino? E il mio primo provino, proprio quello grosso, vabbè, il mio primo provino è stato con Saranno Famosi, mi ricordo perfettamente quelle 3 giornate meravigliose, quella che oggi è Amici di Maria De Filippi, noi eravamo pochissimi, e poi il secondo che mi ha portato a iniziare questa carriera è stato 7 spose per 7 fratelli, anche quello lo ricordo perfettamente. Grazie per essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao a voi di Dietro le Quinte, noi vi aspettiamo qui al Teatro Brancaccio fino al 6 novembre con L'ultima strega. Venite, che è una cosa meravigliosa, vorrei guardarlo io, guardate. Alla luna e il pozzo, nero è il riflesso dell'occhio laggiù, nel fondo è raccolto un pianto e chi si specchia non ne uscirà. E adesso weekend al cinema. Eccomi qua, circondata dai miei amici al mio... E disse... Dopo la rottura con Mark, ormai quarantenne e nuovamente single, Bridget decide di concentrarsi sul lavoro di produttrice di un notiziario di punta, ma non tutto va come previsto. Nonostante siano passati 15 anni dal diario di Bridget Jones, il suo personaggio torna a farci sorridere tra equivoci e situazioni paradossali, commedia piacevole con finale prevedibile. Adoro assolutamente la mia nuova vita. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.